Una stretta di mano e un abbraccio tra Giancarlo Gentilini e Alessia Bellon che cancella le polemiche e le discussioni tra quelli che fino a poco più di 15 giorni fa erano avversari nella corsa alla poltrona di primo cittadino di Treviso. Oggi invece la candidata di Indipendenza Veneta ufficializza l'appoggio del suo partito a Giancarlo Gentilini in vista del ballottaggio del 9-10 giugno. Una convergenza che parte da Venezia, dal progetto di legge 342 redatto dai venetisti per chiedere un referendum attraverso il quale i cittadini possano dire se vogliono o meno l'indipendenza del Veneto. Noi l'abbiamo detto già dopo la prima tornata elettorale che avremmo dato appoggio al sindaco che si sarebbe dato concretamente da fare per questo percorso che è democratico, legale e pacifico. L'abbiamo chiesto a Manildo, l'abbiamo chiesto a Gentilini e proprio il gruppo della Lega ci ha risposto in maniera concreta. Indipendenza Veneta appoggia dunque la Lega e il suo candidato a Treviso. Dall'altro il Carroccio attraverso i suoi consiglieri regionali sottoscrive il progetto di legge dei venetisti per chiedere il referendum consultivo. Entro pochi giorni dovrà essere convocato un consiglio regionale straordinario. Abbiamo fatto un progetto di legge, primo firmatario Valdegamberi, poi sottoscritto anche dalla Lega, da Indipendenza e da altri consiglieri, anche alcuni del PDL, per sentire effettivamente se il popolo è favorevole o no a un progetto di indipendenza del Veneto.